nothing out there could ever stop me. Lo sport, come la vita, non costruisce la personalità, ma la rivela. In fin dei conti giochiamo tutti per vincere ed è questo il connubio che lega Cittadella ai grandi campioni dello sport, ai grandi eventi, ai grandi risultati, alla grande storia. Signori, è con onore che vi voglio presentare la partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia 2021 da Cittadella Città d'Arte. Ed eccomi con Luca Pierobon, il nostro sindaco di Cittadella. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Forte la volontà dell'amministrazione che ha voluto questo Giro d'Italia, che passasse, anzi che partisse da Cittadella. Beh sì, un lavoro che è partito 3 anni fa per organizzare quello che abbiamo visto oggi. Dopo 13 anni il Giro ritorna a Cittadella, anzi riparte da Cittadella, è una ripartenza in tutti i sensi. È una partenza importante perché viene fatta all'interno delle mura, cosa che non era mai accaduta, con poi naturalmente il giro attorno alle nostre stupende mura, per arrivare in una delle montagne più importanti del Giro, una montagna storica del Giro che è il Monte Zoncolan. 3.700 metri di dislivello, una tappa importante, si dice la tappa più importante di tutto il Giro. Beh, sicuramente è una tappa che segnerà il Giro in maniera importante. Probabilmente nella tappa di oggi si deciderà anche chi potrà essere con molta probabilità il vincitore del Giro, quindi in bocca al lupo a tutti, perché il ciclismo è fatica, il ciclismo rappresenta un po' noi veneti, no? Noi siamo abituati a far fatica per raggiungere gli obiettivi e il ciclismo penso sia uno degli sport che meglio ci rappresenta. L'amministrazione anche con questi eventi è vicina alle proprie realtà commerciali di Cittadella, una grande famiglia la vostra. Sicuramente l'obiettivo di queste manifestazioni, non solo del Giro d'Italia ma di tutte le manifestazioni che il Comune di Cittadella organizza, principalmente sono per i nostri commercianti, sono per le persone che lavorano nel Comune di Cittadella e per i nostri esercenti. È chiaro che sono le attività che hanno sofferto di più, ma sono anche la nostra spina dorsale della nostra economia, quindi è importante che loro ripartano il prima possibile, perché noi vogliamo continuare ad investire sullo sport, vogliamo continuare ad investire sulla cultura, vogliamo continuare ad investire sul turismo, perché Cittadella deve vivere di turismo, deve vivere di cultura, deve vivere della propria storia. La tappa del Giro d'Italia di Cittadella è preceduta dalla 13ª, che passa da Verona con un ruolo importante. Quella di Cittadella è la prima delle tappe di alta montagna del secondo fine settimana. Presenta solo la salita di Monterest lungo il percorso, ma il finale è durissimo. Si scala lo Zoncolan dal versante di Sutrio. L'unica volta che fu affrontato da quel versante risale al 2003, con la vittoria di Gilberto Simoni. 204 km da Cittadella, ben 3.700 metri di dislivello e presenta negli ultimi 2 chilometri pendenze che toccano il 25 e 27% nel drittone finale, appena prima del traguardo. Sabato 22 maggio, con partenza da Cittadella, è sicuramente il giorno più temuto con la presenza dello Zoncolan. Tutto il resto sono dettagli. Ed eccomi con Filippo Pozzato, campione veneto di ciclismo. Buongiorno Filippo. Buongiorno a voi. A che gare hai partecipato tu importanti? Facciamolo sapere al nostro pubblico da casa. Ma diciamo che le gare, quelle più importanti, le ho fatte tutte in 19 anni di carriera, dal Tour de France al Giro d'Italia, tutte le classiche, quindi ho corso tutte quante. Tecnicamente parlando, di cosa ne pensi della tappa di oggi? Ma diciamo che è la prima vera tappa regina, forse oggi capiamo sicuramente chi non vincerà il Giro d'Italia. È una salita molto difficile tecnicamente, a parte la difficoltà con le pendenze veramente impressionanti che ha lo Zoncolan. È anche una tappa difficile, perché comunque a prima vera salita, primo vero arrivo in salita, dove chi non avrà le gambe oggi sarà sicuramente fuori dai giochi. Quali sacrifici deve fare un corridore, uno sportivo, per poter partecipare a un Giro d'Italia? Sacrifici sono tanti, sicuramente. Diciamo che la vita dell'atleta è molto difficile, specialmente a questo livello. Negli ultimi anni forse è ancora più esasperato di 10-15 anni fa. Bisogna sicuramente essere degli atleti con certe caratteristiche fisiche e doti che solo madre natura te le dà.
Cittadella allo sport da sempre e soprattutto al ciclismo. Senz'altro. Vedere Cittadella ancora protagonista di un grande evento sportivo è per me motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. Oltretutto veniamo già da una grande esperienza fatta l'anno scorso con il campionato italiano di ciclismo, la via dei Carraresi, e quest'anno col Giro d'Italia. E non finisce anche qui, perché c'è già in programma un altro grande evento in quest'anno. Ci incentiviamo il turismo, la cultura e tutto il nostro territorio. Diego, una grande macchina organizzatrice, anche in un momento così particolare. Senza dubbio, per tutti lo sanno, non è che se un Giro d'Italia si fa in 2 o 3 mesi. Siamo partiti 3 anni fa per avere una tappa del Giro d'Italia. Dovevamo farlo l'anno scorso in occasione degli 800 anni, però purtroppo con la pandemia tutto è stato rimandato, però oggi è una gran festa. Ed eccomi con il design Johnny Mole. Ciao Johnny, buongiorno. Buongiorno Ida. Ma può una passione diventare un lavoro? La passione che hai tu per lo sport e per le biciclette. 10 anni fa hai disegnato una maglia rosa. Questo anniversario hai disegnato una cosa ben più importante. Cosa? Diciamo che 10 anni fa ho disegnato appunto questa maglia commemorativa, la maglia rosa di 150 anni, che è stato un piacere e oltre che un onore, assolutamente. E quest'anno abbiamo fatto un'operazione con un mio cliente, con un'azienda che conosco da una vita, che è Villers Triestina. Abbiamo fatto una bicicletta limited edition dove il mio marchio appunto abbina il marchio di Villers Triestina. È una bicicletta gravel, è un po' il trend del momento, sia dal punto di vista sportivo che di mercato, ed ha avuto un notevole successo. Johnny, cos'è una bicicletta gravel? Allora, la bicicletta gravel è una nuova tipologia di ciclismo, è una via di mezzo, diciamola così per farla capire un po' a tutti, tra la bicicletta mountain bike e la bicicletta da corsa. Però ad oggi sta facendo passi da gigante, sta prendendo uno spazio molto importante anche a livello di mercato, e tanto è vero che stanno nascendo delle gare e ne organizzeremo una a breve. Filippo, Cittadella si colora di rosa, anche i suoi negozianti. E anche i suoi negozianti, dopo un anno e mezzo di sofferenze, di pandemia, di aria triste, oggi si respira una ripartenza all'insegna dello sport, e grazie allo sport Cittadella guarda il turismo e il commercio con ottimismo. Oggi investiamo nel presente per raccogliere nel futuro. Il turismo di Cittadella riparte da zero dopo un anno e mezzo di stop, ma questa giornata, e chissà, non lo diciamo, ma anche grazie a Cittadella Calcio, il turismo e il futuro di Cittadella fanno ben sperare. Ed eccomi con Laura Manfrini, addetta stampa. Ciao Laura, buongiorno. Parlando di rosa, parliamo giustamente della maglia rosa, una maglia particolare che è stata consegnata per la prima volta a un sindaco qui a Cittadella. Una maglia di che tipo? Una maglia veramente speciale, perché la maglia rosa è realizzata con un tessuto particolare, infilato, riciclato, quindi è una maglia sostenibile, realizzata prevalentemente con le bottigliette di plastica appunto riciclate, e l'azienda che ha prodotto il tessuto è la Sitip, un'azienda bergamasca che ha in comune con il Veneto la grande passione per il ciclismo e che è dal 2014 official supplier del Giro d'Italia, quindi è stato un onore consegnare quest'anno la maglia anche al sindaco di Cittadella. Abbiamo detto giusto, una maglia rosa ma allo stesso tempo anche green. Ed eccomi con Francesco Moser, campionissimo italiano di quella di oggi, che parte da qua una tappa importantissima. Pare che a Zoncolan sia brutto tempo e questo può influire molto sulla corsa. Come lo vede lei questo Giro d'Italia quest'anno? Ma è un giro che è stato condizionato un po' dal tempo, che abbiamo sempre avuto tempo piuttosto brutto, pioggia, un po' 3-4 tappe con la pioggia, e quest'anno sembra che non voglia più smettere di piovere. Si
dice che più dura è la salita, più dolce è la vittoria. Lei che è un campione, è proprio così. Ormai si punta tutto sulle salite col Giro, perché ogni anno ne mettono sempre di più e il Giro è fatto per gli scalatori, diciamo, non è fatto per tutti i corridori, no? E questo credo che non sia giusto, perché va bilanciata la corsa. Francesco, adesso partono, andiamo a vedere la partenza, andiamo Va assieme. bene, ciao. 4, 3, 2, 1, parte! La 14ª tappa della This place love is like candy. Oh, what a rush each time you catch me. Chasing after the way you love me. Color my life up like confetti. Baby, you make me feel so lovely. Keep on running, no, I shouldn't keep on pulling right into your thought, I can't get you off my mind. So sweet, yeah. Storia, cultura, territorio, spettacolo sportivo. Parte proprio di tutto quest'anno da Cittadella, perché il dolore di ieri è la forza di oggi. Grazie ai gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata. Come on, so you speak everything up.